Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di ortografia napoletana. Vediamo un po' come è possibile scrivere in napoletano un pochino meglio, o quanto meglio possibile. Ok, oggi parleremo delle preposizioni articolate. La parola preposizione, come tutti sapete, sono delle paroline che si preposizionano, che si mettono prima di una parola per stabilire una relazione fra le parole. Vengo da casa, il da è una preposizione perché serve a stabilire la relazione fra venire e casa. Oggi parleremo delle preposizioni, scusate, delle preposizioni articolate, cioè che contengono non soltanto la preposizione ma anche un articolo, per cui non vengo da casa ma vengo dalla casa di zia Maria. Dalla casa, preposizione la articolo. Vediamo in napoletano cosa succede. Le preposizioni sono dia, da, in, con, su, per, tra, fra. Cominciamo con la D. In napoletano D diventa de. Anticamente si diceva anche la figlia de Maria, de Lucia. Per questo abbiamo molti nomi, molti cognomi che fanno de Maria, de Lucia. De sarebbe D nei dialetti del sud. Parliamo del napoletano. Bene, il de nel napoletano moderno non lo troviamo più. Troviamo o soltanto la D o soltanto la E. Okay. Quando cade, questa è una regolina degli apostrofi, quando cade un suono, quando cade una lettera, al suo posto ci dobbiamo mettere per forza un apostrofo. Per cui questa la troviamo davanti a vocale, per cui ha un cuore d'oro, ten cuore ror o dor, poi la D spesso si pronuncia R. E questo invece è a figlia e Maria. A Napoli non diciamo più de Maria, ma a figlia e Maria, per cui si mette l'apostrofo prima. In italiano è dello, della, delle, dei, degli e del, da. In napoletano non esiste dello, esiste anticamente delo, è la figlia dello signore, ok? Poi dopo un po' si è trovata anche questa grafia Deo Signore, perché praticamente raramente, ma l'ho trovata, che era sempre la stessa forma, e poi negli ultimi tempi si è trovata la figlia do Signore. Quindi è caduto sia la E che la L, vedete? E poi alla fine la forma più corretta è quella di attaccarle. Perché si attacca? Perché qua esistono due apostrofi, ma questo ha una funzione, questo ha un'altra funzione. Questo qua si chiama elisione, significa annullamento, cioè questa E si è attaccata a questa O, è diventato un suono solo e questa E cade, scompare, si annulla. Quando si annulla, l'apostrofo si attacca alla parola successiva. Lo spiego meglio con l'esempio qua sotto. Ok, per esempio la parola amore, no? Lo amore in italiano si dovrebbe dire, noi non diciamo mai lo amore, diciamo l'amore, perché è il suono della nostra lingua che dice l'amore, praticamente si annulla la O e non rimane staccata, noi attacchiamo, vedete su tutti i libri, su tutti i giornali, trovate che quando c'è una elisione, cioè quando la vocale finale di una parola si incontra con la vocale finale dell'altra parola, questa si annulla, si mette in posto e si attacca. Okay. Ciò significa che questi qua non devono stare staccati come qualcuno mette ogni tanto, ma devono stare attaccati, perché questa è una elisione. Questa qua invece è una aferesi, che è un altro tipo di situazione. Aferesi significa sottrazione, viene sottratta una lettera, in questo caso la lettera L, lo, e praticamente questo è diventato una parola a sé, questo si scrive correttamente, questo invece non è una parola a sé, questa è una abbreviazione soltanto per questo contesto, per cui non va mai messo. Poi le stesse cose ovviamente lo vediamo con della, delle e anticamente anche delli, per cui troviamo dello signore, della signora, delle signore, delli signore, sia plurale che sia maschile che femminile. Infatti in napoletano moderno invece troviamo do signore, da signore, de signore. In provincia è rimasta la i. Di signore, per esempio Pozzuoli, quella zona là, si dicono di signore. Okay. Bene, spero di essere stato chiaro. Finiamo con questa qua, passiamo alla prossima. Ed eccoci passati alla preposizione a, di a, la posizione a.
E qua troviamo una piccola stranezza, A in italiano, A in napoletano anche, non so, vado a Milano, vag a Milano, rimane uguale, identica, mentre in alcuni casi gli studiosi hanno fatto presente che questa non è che nella preposizione semplice noi spesso usiamo anche la preposizione articolata. Vi spiego, invece di dire vado a casa, noi diciamo va a casa. Quella A prima di casa sembrerebbe non essere A, ma sembrerebbe di essere, sembrerebbe che sia la alla. Cioè noi non diremmo vado a casa, ma vado alla casa. E questa è una riflessione, ok? Per cui per adesso si mette così, poi si potrebbe anche mettere il contrario. Cioè, è una cosa da studiare, ecco, diciamo, è una riflessione. A me alcune volte sembra di sì, alcune volte sembra di no, è una cosa su cui devo anch'io riflettere. In italiano si dice allo, alla, alle, agli, ai. In napoletano invece troviamo soltanto allo signore, alla signora, alle signore, ali signori, oppure signori. Diciamo anticamente si trovava anche ali. Poi la L cade, troviamo au signore, a. Ho trovato spesso anche la A, però in effetti ci sono diversi studiosi su cui non sono d'accordo. A è brutto, vado a Marina, vado a Marina, due A, però ogni tanto si trova. Poi invece troviamo ai figliole, ai signori. Questa in provincia, la I è rimasta soltanto in provincia. La forma che più si usa, che più trovate, a parte questa qua, questa era antica, questa qua si trova, ma questa qua è più, diciamo, moderna, più utilizzata, che racchiude quasi con il simbolo, lascia soltanto l'articolo praticamente. Vag o mare, vag a marina, vag e giostra, oppure vag i giostra nelle zone, diciamo, nella provincia. E gli studiosi moderni, linguisti moderni, propongono, mi sembra molto interessante questa proposta, di mettere il circonflesso, per cui per tutto Stambaradam qua si mette soltanto vago mare, vaga marina, vaghi giostro e vaghi giostro nella provincia. Va buono? Ed eccoci arrivati alla preposizione da, di a da. E qua incominciamo ad andare un po' nelle diversità di cui accennavo con i vari linguisti. Vediamo un po'. Il da in napoletano rimane da, in alcuni casi, non so, sa darà da fare, ok? Oppure va a Roma. No, torno a Roma, torno da Roma, torna a Roma. Oppure non sa da fa, per cui si mette la 2D, oppure addu, quando per esempio addu Maria, addu Pascala, davanti ai nomi propri in altre situazioni si mette addu. Ma vediamo l'articolata che è un pochino più complessa. Dallo, dallo in italiano, in napoletano antico troveremo dallo, vado dallo signore. Ok. A un certo punto però, chissà per quale mistico motivo, è spuntata un'altra preposizione prima di questo dallo, non so quando, però è spuntata e si suppone che sia la preposizione semplice a, in latino ad, ok? Chi dice una cosa, chi ne dice un altro, però rimane il fatto che c'è sta questa cosa davanti. Noi diciamo dallo zio, ma noi diciamo dallo zio, che a un certo punto poi è caduta la L, è caduta la A e diventa addozio. Ok, che però come abbiamo detto questi e questi vanno stretti, vanno uniti questi due apostrofi e vada addozio. Ed è questa la grafia più corretta, o almeno quello che più usuale si usa, addozio. I moderni, i moderni addirittura propongono 3. O questa qua, cioè con la caduta della O normale si mette questa, a ricordo di tutto l'O, oppure qualcuno che dice di non mettere assolutamente l'apostrofo, o qualcuno dice di separare, perché sarebbe A come preposizione semplice A italiana, non ad latina A, questa sarebbe una A, e la D non sarebbe ad da, ma sarebbe a da, per cui è questa qua come D che si è raddoppiata come suono, seguendo la logica appunto che ho parlato nel raddoppiamento fonosintattico, una delle altre lezioni precedenti. Per cui ci sono queste 3 forme dei moderni linguisti
e ci sono questa più antica, più utilizzata, questa troverete più spesso, questa no, sinceramente. E questa qua invece è utilizzata addo, adda, adde o addissignore, come dicono in provincia. Davanti invece ai nomi che incominciano con le parole che incominciano con vocale, sono nomi propri, nomi di mestiere, insomma, addu l'avvocata. Si mette addu, che abbiamo detto che è la stessa cosa, come ad o, ma però spunta questa u, addu, e si scrive tutto attaccato, almeno l'ho trovata sempre scritto tutto attaccato, addu l'avvocato. E questo è un pochino più contorto, ma spero sia stato semplice da capire. E adesso passiamo al moto da luogo, quando vengo da un posto, per cui torno dallo zio, in napoletano antico si diceva torno dallo zio, poi cade la A, cade la L, per cui torna do, si attaccano perché abbiamo visto le regole, però questo non si pronuncia mai do, venga do zio, no, venga ro zio, si usa la R al posto della D, però solitamente si scrive la D, ecco. Questo è un altro problema che si chiama rotacismo, cioè quando in una lingua un suono diventa R e nel napoletano accade con la D. La D si trasforma in R, rotacismo. I linguisti preferiscono al posto di LLO, ALLO, preferiscono mettere la O con l'accento circonflesso e con l'apostrofo. Alcuni linguisti invece la mettono senza apostrofo. Ovviamente questo accade anche con la A, con la E e con la I nelle zone della provincia. Okay. Passiamo adesso a dia da in. In napoletano in non esiste, a meno che non si tratta di una parola, di una frase italiana, tipo ci sta una bella posta in gioco, in, per casi sporadici, ma sono frasi italiane. In napoletano si usa into, che viene dal latino intro o anche dal toscano entro, toscano italiano. Spesso lo troviamo dinto con l'apostrofo perché dal latino era de intro, per cui se sfruttiamo la linea latina deve essere con l'apostrofo. Se invece sfruttiamo la lingua toscana dentro si scrive dinto senza apostrofo. Comunque facciate, siete nella norma. Io preferisco dinto senza apostrofo perché la lingua napoletana è tutta contratta, ci saranno una marea di apostrofi da mettere, per cui più togliete quelli che sono in di più, che non servono da un punto di vista proprio di comprensione, meglio è. Lasciamo soltanto quelli che servono per capire, ok? Mo facciamo l'esempio che in napoletano accade una cosa buffa. Aspetta, sì, aspetta qua. Eccoci qua. In napoletano accade una cosa buffa, che quello ad di cui accennavo prima si infila anche qua. Nell'esempio, per esempio, dentro l'armadio in italiano, in napoletano dice ci mise una cosa in dall'armadio, perché qua ci sta un all. Perché invece di dire into la, into lo, qua invece diciamo into allo. Per cui sarebbe questo ad di prima, into ad lo armadio, diremo, ok? Che poi col tempo è diventato into alo armadio, caso mai qualche testo antico troverete into alo. Poi cade la O, cade la A e cade la L, si mettono i due apostrofi, si attaccano into mare, into allo mare, prima si diceva into alo mare, infatti qualcuno dice into ao, into va, diciamo, è più che corretto. E più i linguisti invece in tutto quel casino di roba preferiscono mettere into a, inta, into con l'accento circonflesso. Into a e inti, inti. Invece questo è con l'accento circonflesso. Ecco qua. Intao, into, inte, spesso anche con la I nella provincia. Okay? Mentre invece i linguisti propongono questa qua, che mi sembra molto interessante come proposta. Bene, passiamo adesso alla con.
Anticamente si usava co, e spesso qualcuno addirittura ci metteva l'apostrofo. Qualcuno ci metteva l'apostrofo a ricordo della O sottratta alla versione italiana. Infatti si diceva con lo signore, in napoletano diventava con lo signore, vago con lo signore, ok? Ma in napoletano nei tempi più andati si usa il Q, che viene dal latino cum. Qualcuno ci mette l'apostrofo, qualcuno non ce lo mette. Meglio se non ce lo mettete perché non serve a nulla, non ci sta un'altra parola napoletana che significa che è Q, è l'unica Q è quella. Scusate il gioco, non lo troverete mai, sinceramente. Se trovate il lo, trovate il co, no. Però troverete QO, vaca QO signore. Spesso troverete QO signore, spesso invece il co che però va attaccato, così come troverete vaca ca signore. Altrimenti QO signore, qua signore, que signore, qui signore, ok? Soltanto che poi a un certo punto qualcuno incomincia a scrivere anche c'è così, però in questo caso, poiché sappiamo che la I e la E hanno bisogno di una H per diventare duri, altrimenti rimangono dolci. Così si legge c'è e C e non va bene, per cui si continua a scrivere la vecchia grafia que signore e qui signore, anche se poi si legge che signore e chi signore. Per cui questo e questo può andare bene, ma questo e questo no. Ok? Bene, e adesso passiamo a su, dia, da, in, con, su. In napoletano non esiste su, non si dice su, si dice coppa. La coppa sarebbe la coppa in cui si beve, il bicchiere. Perché si dice coppa? Perché il coppa viene da cuppam, che in latino appunto era la coppa in cui si beveva, e praticamente è macabra questa situazione, ma così ho trovato su un libro di napoletanità, di un linguista napoletano, e così appunto ve la passo. Praticamente sarebbe il cranio, la testa, che girato è usato come coppa per bere. mi sembra però vabbè, teniamocela per buona. Praticamente allora questa sarebbe la coppa, e tutto ciò che è su si dice che è coppa, per cui che è in coppa, nella coppa, oppure da coppa, da sopra. Vediamo prima in coppa come si svolge il passaggio. Come sapete in napoletano perdiamo la I, non diciamo in coppa ma diciamo in coppa, perdiamo la I e molti mettono un apostrofo, e questo si attacca, diventa la N da sola non sta mai, la N con un apostrofo non ha nessuna funzione, non è una parola, per cui deve stare sempre attaccato. In coppa diventa una parola, la maggior parte delle persone, degli studiosi, degli scrittori, mettono senza apostrofo, che non serve. E qua troveremo un'altra volta questo ad che si insinua, e ad, però non troviamo mai scritto ad, ma troviamo invece in coppa alo portone, coppa alo portone, non su lo portone come diciamo, potremmo dire in italiano, ma in coppa alo portone. Poi cade la L, diventa in coppa ao portone, poi cade anche la A, tutta questa roba cade, in coppo portone, e quindi va attaccato. E i linguisti preferiscono, per evitare tutto sta maratona di roba persa, mettere sempre il circonflesso, per cui in coppo portone, perché queste sono le due forme, questa è quella diciamo più storica e questa moderna, in coppo portone, in coppa a Scala, in coppiscala nella provincia. Bene? L'altra forma invece da coppa, in napoletano la D cade e va un apostrofo, quindi verrà la stessa cosa di prima, però è staccata qua, non si attacca, per cui questa da sola esiste, il da esiste da solo, n con l'apostrofo non esiste da solo, per cui questo non si attacca. A coppa da ad do, a coppa allo, a coppa, tutta a coppa, praticamente c'è solo questa piccolissima differenza con quella di prima, ok? Dia, da, in, con, su, per. Il per in napoletano lo troviamo solitamente scritto pe, perché in napoletano perde la R, qualcuno al ricordo ci mette l'apostrofo, però è superfluo. Vabbè,
vedete voi. Comunque in linea di massima troviamo pe. Pelo signore, pela signore, pelissignore, pelisignore. E poi cade la L, diventa peo, peo signore, qualche volta dovete scritta anche così, solitamente di più così nei testi antichi. Nei testi moderni invece troviamo che cade anche la E, po signore, però va scritto attaccato per una grafia più corretta. Pa signore, pe signore, pis signore, pis signore, pis signore, diciamo in alcune zone della provincia. Purtroppo tutte le parlate locali, tutti i comuni di Napoli e provincia non li conosco, per cui qualcuno sì, ma non tutti. Bene, e terminiamo con gli ultimi due, tra e fra. Tra, che viene dal latino intra, abbiamo visto già che noi lo usiamo con in, dentro, into, intra. Infatti in napoletano continuiamo a scrivere in napoletano moderno tra, però troviamo anche ntra li figliola, e qualcuno raramente, questo parlo di antico, è napoletano classico antico, mentre invece napoletano moderno si tra negli ultimi tempi tra. Qualcuno invece ci mette anche l'apostrofo a ricordo della I. La stessa cosa con il fra, che viene da infra, fra con l'apostrofo. Tra significa in mezzo, tra le due cose in mezzo. Infra invece significa al di sotto, che sta sotto qualche cosa, per cui non so se fra le due, che ne so, fra le due fette di pane, fra significa che sta sotto la fetta superiore praticamente, per cui sembra sotto sono diventati sinonimi, mentre invece questo è in mezzo e questo è sotto, però sono diventati sinonimi. Solitamente nella lingua italiana, ma anche napoletana, si usa a distinguere l'uso dei due unicamente per un fattore di suono. Se dovete dire tra traditori è brutto, meglio fra traditori, e fra fratelli, meglio tra fratelli. È un gioco sui suoni che sono nelle vicinanze, più che altro per evitare cacofonie, suoni brutti da sentire. Ok, bene, la lezione è stata lunga, lo so, spero che mi perdonerete e spero di essere stato chiaro. Seguite su YouTube che continuerò a postare ancora altri video, oppure anche su Facebook, che ho una pagina dedicata in cui sono tutti i video, e la pagina si chiama Corso di Ortografia Napoletana. A presto, ciao. Qualsiasi cosa poi scrivetemi, dici non ho capito, ditemi non ho capito, io cercherò di essere ancora più chiaro. Ciao ciao e buona scrittura.